Bella raga, ciao a tutti del Commendore Veneziano, vai di FIFA 14, allora, PSV Utrecht, ragazzi, speriamo bene, inizio di campionato così così, la squadra alterna buone cose, ha problemi non da poco, la sfortuna è tanta, gli arbitri mi stanno veramente frantumando i maroni, adesso però, fioi, andiamo, campagna acquisti è finita, è stato un mercato a mio parere positivo. Campos. Sicuramente non avevamo il Dortmund, però questa volta volevo una sfida un po' più difficile, se no, cioè... Doria, Cracker Doria, ma cagare. Sono sempre smarcati gli avversari, sempre. È tornato Bruma comunque. Quindi sono proprio tranquillo in difesa, con il miglior forse difensore della squadra. No, ma perché aspettano la palla? Non si aspetta la palla. Vai Kovacic. Ah. Kovacic fino a questo momento deve ancora un po' ambientarsi, forse. Comunque Park, meno male, l'esperto Park mi ha pareggiato la partita. Devono ancora capire i movimenti del Commendone, cosa vuole da queste squadre, i giocatori. Ma il PSV tornerà sicuramente ai vertici. Ne sono sicuro, raga, ne sono sicuro. Bravo. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere i segnali. Buttala via, bravo. No, però di là, proprio l'unico punto che c'era il giocatore avversario. Vai Ruiz. Vai Bacca, devono scegliere gli attaccanti, però vai Bacca. Vai Bacca. Bravo, vedi la velocità ce l'ha. Questo era bello. Che gol, signori! Mamma mia! Che gol! Grandissimo Ruiz, mamma mia, che gol! Capolavoro. Bravissimo, no che... Madonna, mamma mia! Bravi. E dopo facciamo la cappella. Ma recuperiamo. Ma la riperdiamo. 1-1 dell'Utrecht. 1-1 dell'Utrecht. Dura, ciao fioi. Altro che il 5-3 della finale di Champions col Borussia, che ormai era una squadra insuperabile. Qua siamo tornati su una squadra veramente di livello molto più basso, però questa è una sfida che il Commendone può e deve vincere. Dai ragazzi. No, no! Ma porco. Incredibile. Sul rimpallo. Però mi sto stufando, cioè nel senso... Vabbè, lo tiri do gol, cioè... È pesante ragazzi, un inizio veramente disastroso. Basta, il secondo tempo non posso fare più niente, il gioco ha deciso che... Ma dov'è il fallo? Ma dai, basta! Ma porca puttana. Da cagare tu. Guarda il coglione del Commendone. 3-1. A casa, perso di brutto, ho perso la testa.
Il Cume ha perso la testa. La sbaglia chiaramente, non sono capace a giocare. Cioè. A me dispiace, ma la squadra deve svegliarsi. Io ho già dimostrato che con le grandi squadre posso vincere. Devono svegliarsi, porca puttana. Kocic. Ma va a cagare. Perché la tira lunga? Perché? Non gliel'ho detto io. Ah, dopo questa partita veramente basta. Deve essere l'ultima sconfitta della stagione. È inizio tanto negativo, Tanto, tanto, tanto. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda che cagate. Ma vai in quella Dio. Brutta sconfitta, ragazzi. Mamma mia che pesante. In casa poi, adesso vedo. Vabbè, Ocampos, un minuto solo di recupero, chiaramente. Ocampos, mamma mia che bello che era. 3-1, vaffanculo chiunque, vaffanculo chiunque, vaffanculo chiunque. Dai che adesso segniamo. Dai che adesso oh cazzo, no, però. Sto Bacca fa cose anche buone, però. Se vuoi vincere il campionato hai bisogno di ben altro, secondo me. Bravo, dai. Dai, crediamoci. Vai, Bacca, dai, vecchio, dai. Troppi errori a lei. Adesso non posso fare i cambi, la mezz'ora che devo fare i cambi non posso farli. Bravo. Niente, la palla non esce mai. Tiriamo almeno. Esce, mamma mia, per poco segniamo a caso. Non ci voglio credere. Mamma mia quanto lavoro che c'è da fare. Mamma quanto lavoro. Mamma quanto lavoro. No, basta non perdere almeno, dai. Bravo. Dai vecchio, ti prego. Corri un po', corri un po'. Sì, vabbè, però non corre proprio questi giocatori, Non corrono per niente. Mamma mia che partita di merda. Mamma che partita di merda. Dai, Fioi, dai. Bello. Molto bello. E vogliamo pressarli, si stronzi, niente. Ah, un altro pare. Non so cosa dire, ragazzi. Momento veramente difficile. Uno dei momenti più. La difesa mia dov'è? Guarda che gol che ho preso. Guarda che gol che ho preso. E siamo già in svantaggio. E siamo già in svantaggio. Super disasters. Però la difesa non c'è proprio. Mi fa selezionare i giocatori, non mi fa. Boh. Lenti sono, lenti. Ma basta con sti falli!
Vai vecchio, vai vecchio, vai. Guarda, ma vedi che sono lentissimi tutti. Sembravano così veloci le prime giornate, adesso non riescono più a fare un cazzo. Boh. E poi hanno poco fisico. Ma dopo una scelta disperata, nel senso PSV è dura, molto, molto dura. Sì, vabbè, io poi purtroppo mi nervosisco presto, sono così, cioè o si fa quello che dico io, o giochiamo come dico io, non te cagare. Comendone è veramente imbufalito in panchina. Imbufalito veneziano, imbufalito. Sono finite le gioie e i trionfi, vedi 5-3 in finale di Champions con la Juve. Sono finiti i bei tempi. Niente, stiamo sbagliando. Meritiamo di perdere, giustamente. Adesso sconfitta in casa, rischio anche l'esonero, ragazzi. Vai vecchio, vai vecchio. Bravo, finalmente qualcosa di positivo. Basta, quinto palo, basta. Basta però. No, inammissibile, inammissibile. Cos'è? No, rigore, no. No, Fioi, no. No, 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 non ho parole. Fa schifo. Ma dov'era il rigore? E godo, figlio di puttana di merda, stronzo bastardo, pieno di... Adesso deve girare la partita su questo episodio. Ho preso un palo clamoroso però, Il quinto già in poche partite. E qua gira la partita. E qua gira. Rigore. Cos'è? No. No. No, no, no. No, 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 no. Mi dispiace, ma... Bravo. Buttala in mezzo bene. Questo deve essere gol. Non ci credo ancora. Non ci credo. Non ci credo. Ma perché? È un assedio però adesso. Tira. E c'è il gol. 1-1 di Ruiz. Dai Fioi. Come siamo entrati, cazzo. Come siamo entrati. Rabbiosi, furiosi, furiosi. Siamo furiosi. Mamma mia che azione. Palo ancora. Il sesto palo. Sesto palo di giornata. Sesto palo di giornata. Cioè in 6 giornate 6 pali. No. Vai ragazzi. Vai, vi prego. Dai che siamo entrati bene almeno quello. Siamo entrati con grinta. E non è fallo. E non è fallo. E non è fallo. Quanti pali che ho preso. Quanti? 6 pali in 6 partite. Non so quante cazzo ne ho fatte. 1, 2, sì, 6. Questa è la sesta. Bravo. Bella. Vai, questo deve essere gol, Bacca. E il Bacca la mette. E il Bacca la mette. Il Bacca la mette. Il Bacca la mette. 2-1, cazzo. Porca puttana. Sì che mi sono rotti i maroni. No, 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 no. Bravi. Ocius, Ocius. Bravissimo Williams.
Dai che forse siamo un po' svegliati di poco. Bellissima. Dai che forse ci siamo. Il Bacca. Settimo palo in 6 partite. Non ho parole. Però questa è la risposta che volevo, cazzo. Questa è la risposta che volevo. Sette pali in 6 partite, nuovo record. No, la beffa, per favore. Mamma mia. No, l'ha cagata ancora, no. No, mamma mia, ragazzi. Non è che il Bacca si è svegliato. Bene, il Bacca si è svegliato. E c'è il gol, Porca mignotta, oh. Grandi ragazzi, grandissimi. Nove prego. No. Gol. No. Ma come cazzo la rinvio? Non la volevo rinviare là, ma dai. Era da tutt'altra parte, no, guarda. Non so cosa dire, Fiori. Il Bacca. Almeno si è svegliato il Bacca, Fiori. Ultra difensiva. Dai, cazzo, diciamolo almeno questo, ma che errore che ho fatto. Cioè, io la voglio tirare esternamente, no, lui me la tira interna. Non capisco sti vaneggi di sto gioco. E sempre fallo contro. Bravo. Teniamo palla. Dai, questa la vinciamo. Con il cuore, cazzo. Il Bacca si è svegliato, ragazzi. No, calma. E si va a vincere. Un buon 3-2, ragazzi. Vediamo le classifiche. È andata bene, fortunatamente. È andata bene. Però questa l'ha dominata, Fiori, veramente. Vediamo la classifica. Siamo al 10° posto con 8 punti. Il Twente in fuga, ragazzi. Twente in fuga, purtroppo. Vabbè, ragazzi, speriamo bene, ma la vedo dura. 4 vittorie, 2 pareggi. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Dobbiamo lavorare tanto, ma almeno è stato l'orgoglio contro la... Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.